ci ritroviamo per scrivere un altro capitolo di questa edizione del festival. La giornata, Paola l'ha ricordata, è particolare, il 9 maggio, appunto perché è la giornata che dovrebbe legare la nostra memoria all'Unione Europea, alla nascita, ecco, di uno spirito europeo. La conversazione di questo pomeriggio riguarderà il confronto di opinioni e di analisi su un terreno politico che è unico, diciamo, è comune, ma che viene coltivato in maniera molto diversa in vari paesi, nei paesi che racconteremo. Proveremo a percorrere questi territori politici che sono dei territori sociali, culturali e non solo politici, e cercheremo di individuarne ovviamente tutte le differenze, ben sapendo, ecco, e partendo dal presupposto che le radici forse sono comuni o alcune radici sono comuni, ma certamente le proiezioni, le ramificazioni sono molto diverse. È il 9 maggio, è anche una giornata in cui che abbiamo cominciato ricevendo determinate notizie. Io comincerò subito con Piero Ignazi, perché non posso non chiedergli subito un parere sulle notizie che arrivano da una parte d'oltremanica, dalla Gran Bretagna, e dall'altra dall'Ungheria. Abbiamo avuto i risultati delle elezioni municipali in Gran Bretagna, delle elezioni che hanno avuto un esito e un risultato che sarà certamente dirompente nella politica britannica, la vittoria del partito di Nigel Farage, al secondo posto si piazzano i Verdi, laboristi e conservatori se la battono per un terzo posto. È davvero la trasfigurazione del sistema che ci eravamo abituati a leggere come solidamente bipartitico e comunque insomma un voto che mette in discussione la leadership di Keir Starmer, la leadership laburista e la leadership di Keir Starmer. Questo da una parte, dall'altra c'è una sorta di risposta che è tutta da interpretare e da pesare, perché è stato incoronato, potremmo dire, il nuovo premier ungherese Peter Magyar e per la prima volta è stata issata, dopo credo 12 anni, perché all'inizio la teneva ancora issata, insomma dopo 12 anni, la bandiera dell'Unione Europea sulla sede del Parlamento di Budapest. Allora io vorrei che ci commentassi queste due immagini, sono fotografie di oggi, ecco, che troviamo sulla stampa europea di oggi. Grazie, buonasera a tutti. Ovviamente sono due direzioni diverse, sono andate due esiti elettorali che ci dicono che nulla è scontato. Il primo ministro britannico Harold Wilson negli anni 60 aveva un'espressione che secondo me bisogna sempre tenere presente quando si analizza la politica, che una settimana in politica equivale a un anno nella vita normale. Cioè tutto quello che può succedere nell'arco di un breve periodo di tempo cambia totalmente il quadro. Abbiamo avuto esempi sia da un punto di vista analitico che da un punto di vista politico. Nel marzo del 1968 il mitico direttore di Le Monde scrisse un articolo, un fondo, in cui parlava di questi giovani che non si interessano di politica, che sono distratti, che fanno altre cose, eccetera. Sapete cosa è successo nel maggio 68? Così come alla vigilia delle elezioni del 2004, quando in Spagna tutti prevedevano, ed era assolutamente scontato, la vittoria dei conservatori al Partito Popolare di José María Aznar, un evento così drammatico come quello dell'attentato alla stazione di Acciò, il più drammatico, il più sanguinoso della storia europea recente, e i socialisti spagnoli cominciarono a fare controinformazione su questo che era successo, perché era stato addebitato subito all'ETA e non invece al terrorismo islamico, di cui si poteva in maniera comunque indiretta dare una responsabilità al governo popolare, perché aveva sostenuto la coalizione dei volenterosi nell'intervento in Iraq del 2003, ma soprattutto aveva mentito il primo ministro su un caso così clamoroso, aveva mentito l'opinione pubblica, e nell'arco di 10 giorni, si è ribaltato il risultato elettorale e vinse il Partito Socialista Operaio Spagnolo di José Zapatero. Quindi le cose cambiano, possono andare da una direzione e dall'altra.
In Ungheria, come era previsto da un po' di tempo, c'è stato un cambiamento, non certo un ribaltamento, perché chi è arrivato al governo oggi era un sodale, per tanto tempo è stato un sodale di Orbán, ma spesso, come sappiamo, nei regimi autoritari il cambiamento avviene per fratture interne, così come nella Russia di oggi il cambiamento potrà avvenire soltanto se nell'elite russa ci saranno delle scomposizioni, delle fratture che porteranno a un cambiamento, sperando in direzione più democratica. Quindi, su un punto di vista del posizionamento internazionale e certamente europeo, questo cambiamento, questo passaggio in Ungheria sembra promettente. Vedremo se lo sarà altrettanto anche sul piano interno. Sono relativamente ottimista, forse è l'unica cosa ottimista di cui parlerò questa sera, per quanto riguarda le elezioni in Gran Bretagna. Le elezioni amministrative in Gran Bretagna naturalmente non hanno molto significato politico. Nella storia britannica abbiamo risultati completamente diversi rispetto alle elezioni politiche e soprattutto c'è un sistema elettorale diverso. Il sistema elettorale britannico è quello per cui il numero dei seggi che si devono eleggere fanno le circoscrizioni, quindi sono uguali al numero di circoscrizioni, chi arriva prima nella circoscrizione vince e quindi bisogna avere un partito che vinca su tutti gli altri. Secondo molti difficilmente questo partito di Farage potrà essere considerato una vera alternativa di governo, perché in Gran Bretagna si vota per il governo. C'è anche un'entità partitica, sempre più debole, ma soprattutto si vota per dire chi deve andare al governo. Di avere un personaggio come Farage come primo ministro, molti inglesi ci penseranno non 2, ma 2000 volte. Quindi su quello che è successo in Gran Bretagna sono poco preoccupato. Però quello che è successo è esattamente una byproduct, per usare un'espressione appunto inglese, della Brexit. E quindi di un inciampo che è stato provocato, voluto dai conservatori britannici, da David Cameron. È dal di lì che si è aperto spazio per, è stata un po' la stura, una serie di sentimenti che hanno preso l'Europa come target, come capo espiatorio, ma che erano l'espressione anche di insoddisfazione per che cosa? Per i partiti tradizionali. Io qui potrei cominciare un altro tipo di analisi, ma direi che è meglio lasciare la parola ad altri, ci torno dopo. Io vorrei insistere ancora con Piero Ignazzi. Intanto aveva detto prima, diciamo, il fuori onda era non dirò nulla di ottimistico, invece ha appena espresso un parere che appunto speriamo che si riveli effettivamente ottimistico. Insisterei con Piero Ignazzi perché per tornare al suo vecchio, sempre nuovo libro dedicato alle estreme destre in Europa, allora alla luce delle ultime notizie, che non sono solo quelle della Gran Bretagna, sono soprattutto certo quelle che arrivano dall'Ungheria, ma il quadro che potremmo fare oggi qual è? Ecco, come aggiorniamo quella mappa e quel panorama? Dunque, da un punto di vista delle posizioni ideali non è cambiato molto. Il fondo comune ideologico, culturale di tutti i movimenti di estrema destra in Europa è l'anti-illuminismo, cioè essere contro uno dei prodotti migliori della civiltà europea, l'illuminismo, che possiamo alla fine poi concretizzare con la triade francese di liberté, égalité e fraternité. È contro quest'idea dell'uguaglianza, contro quest'idea della libertà, contro l'idea della fratellanza, cioè di riconoscere tutti come fratelli, non distinguerli sulla base del colore, della razza, della regione, eccetera, ma tutti come fratelli. La fratellanza è un termine che si è un po' perso nel dibattito, nel dibattito delle idee, nel dibattito politico, ma ritorna
in chiave un po' diversa, soprattutto nel mondo cristiano. Quindi c'è un terreno comune dal punto di vista ideale ideologico, che è un'opposizione a. Per che cosa? Beh, per certi aspetti è per tornare alla tradizione, una tradizione di gerarchia, una tradizione di divisione di chi sta in basso e di chi sta in alto, una tradizione di ubbidienza normale verso l'autorità, il che vuol dire eliminazione del dissenso, soppressione del dissenso. Questo insieme di valori poi progressivamente, a seconda dei vari contesti, hanno trovato particolare attuazione. Hanno trovato attuazione perché si sono incentrati su due temi che sono stati il motore dello sviluppo dell'estrema destra. Faccio un passo indietro che è assolutamente necessario, scusate. C'è un altro elemento di carattere culturale che ha promosso lo sviluppo dell'estrema destra ed è stato il neoconservatorismo, cioè quella tendenza Reagan e Thatcher, per intenderci, che alla fine degli anni 70 inizio anni 80 in realtà cambia il profilo culturale e ideologico dell'Europa. Dal dopoguerra in poi il marchio del dibattito politico era dato dalla sinistra, nelle sue varie versioni, dagli anni 80 è dato dalla destra, con un assetto culturale assolutamente non banale, dalla destra conservatrice appunto, non dall'estrema destra. Questa componente culturale neoconservatrice, che trova però anche delle espressioni politiche, cosa fa? Spiana la strada a posizioni più radicali, perché legittima alcuni atteggiamenti, alcune politiche che poi saranno radicalizzate dall'estrema destra, che utilizza due temi in particolare per emergere e per rafforzarsi, che sono ancora quelli dell'immigrazione e della sicurezza. Questa coppia che va sempre assieme, che è considerata particolarmente rilevante e importante per una porzione dell'elettorato dei vari paesi e che per tanto tempo non era stata tenuta in conto dai partiti tradizionali. Nel momento in cui, per esempio, i partiti conservatori incominciano a trattare questo tema, in realtà spianano la strada. Si vota per l'originale, non per la fotocopia. Quando abbatti un muro, poi passa tutto. Quindi lo sviluppo a partire dagli anni 80, alla fine degli anni 80, il primo caso è quello francese, il partito del padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, che è il caso più clamoroso ed è ancora lì. E tutto ciò è spiegato dal fatto che quel partito interpreta delle posizioni, degli atteggiamenti, delle preoccupazioni di una parte consistente dell'elettorato. Non fosse così, ovviamente, sarebbe scomparso da tempo. E chi è maggiormente preoccupato, maggiormente in sintonia con l'espressione di quei sentimenti, con il desiderio di, in qualche maniera, ovviamente, non c'è mai stata la possibilità di metterli alla prova, ovvio, è sempre la capacità di chi è all'opposizione di promettere mari e monti, ma comunque di modificare totalmente l'assetto interno sulla base della sicurezza e anche sulla base delle presenze straniere, eventualmente espellendole di nuovo. Io vorrei passare adesso a Tonia, perché in questo panorama europeo in cui ci siamo già addentrati c'è una situazione che va un po' in controtendenza, no? Se i partiti raccontati da Piero Ignazio, nello specifico quello francese per esempio, ha fatto un percorso di diabolizzazione, come è stato chiamato in Francia, se anche da noi è avvenuta la stessa cosa, in realtà in Germania noi ci ritroviamo di fronte a un percorso inverso, no? C'è una forza politica che in questo momento
è molto presente nel Parlamento europeo, che ha attuato un programma di radicalizzazione, ha tradotto invece un percorso completamente diverso. Nel suo libro, che è stato presentato stamattina, Tonia parla di una peste subdola ma sistematica, no? Che costruisce dal basso un'altra politica, un'altra società. In fondo nella recensione ho letto questa cosa che insomma non ci deve spaventare, dice: non dormirete sonni troppo tranquilli dopo aver letto il libro, ci sono racconti che popoleranno i nostri incubi, ma io vorrei che Tonia ci facesse entrare in quella storia che racconta, perché è fondata soprattutto su un cammino, no? Che hai fatto sul campo, su reportage, su inchieste in cui hai incontrato direttamente le persone che stanno attuando questo cambiamento. Sì, grazie, anzitutto sono molto felice di essere tornata qui. Sì, l'Alternative für Deutschland in realtà nasce come un partito nel 2013, un partito anti-euro, è un partito che nasce su un'onda di rabbia tra questi professori ordoliberali che non riescono a sopportare il fatto che Merkel abbia in qualche modo giustificato il salvataggio della Grecia e dell'euro come qualcosa che non ha un'alternativa. Quindi nasce con un nome che è già una provocazione. È una provocazione perché dice: noi siamo l'alternativa per la Germania, l'alternativa alle politiche della Merkel. In quei primi anni questi economisti, che sono un po', io li conosco bene perché ne ho intervistati tanti, c'è in Germania appunto questa corrente ordoliberale che è del tutto unica, e anche appunto quella poi volgarmente definita dell'austerità, no? Dei conti pubblici in ordine. Angela Merkel avrebbe detto della casa in ordine, dei conti della casa in ordine. E loro hanno quest'idea appunto non di tornare al marco necessariamente, ma che comunque loro, no, sfogano appieno questo complesso del pagatore che hanno purtroppo tanti tedeschi, e quindi fino al 2015 impostano una politica molto su appunto questa opposizione a questa Europa dell'euro, molto economica. Poi cosa succede? Succede che c'è appunto la crisi migratoria e una cancelliera conservatrice che decide che non esistono i confini, che non possono essere chiusi, che non si può mettere un limite agli ingressi, cosa che gli chiedeva una parte del partito. A quel punto non c'è una sterzata casuale, ma uno dei più grandi ideologi della nuova destra tedesca, un signore che io ho intervistato 2 volte, che si chiama Götz Kubitschek, ed è insomma uno che dice di rifarsi tanto ad Antonio Gramsci, no? Ed è uno che dice apertamente che loro aspirano all'egemonia culturale, lui vuole essere un intellettuale organico, quindi loro prendono in prestito o rubano quel pensiero sacro alla sinistra, a noi, per applicarlo a una destra che deve essere una destra costituita di 2 parti. Una condizione, una dimensione che lui chiama Vorfeld, cioè precampo, ma io la chiamerei la dimensione prepolitica, ed è una dimensione che io ho indagato in questi ultimi 12 anni, ed è fatta di movimenti come per esempio i Völkischen, poi magari ci torneremo perché è un movimento molto tedesco, è molto inquietante, è uno dei tanti movimenti nati alla fine dell'Ottocento, sussunti poi nel nazionalsocialismo, perché cioè uno dei motivi per cui Mein Kampf Hitler scrive Mein Kampf è proprio perché lui si rende conto che ci sono tanti movimenti che lui vuole riassorbire in questo partito nazista che era nato da appena 5-6 anni. Quindi questo movimento questi movimenti Völkisch, i movimenti che sono nati e si sono anche rafforzati e hanno insomma, cercato di creare delle convergenze dopo il Covid. Il Covid è stata una grande cesura in Germania, molto forte insomma, nella società, l'ha polarizzata moltissimo, anche se non se ne è parlato abbastanza. Quindi questi movimenti che nascono intorno appunto al Covid, i movimenti dei cosiddetti Reichsbürger, anche questo un tipico fenomeno tedesco,
è espressione tipica di questa mania della legge, del cavillo, che è molto tipica dei tedeschi, no? Come sappiamo. Ecco, questo legalismo esagerato ha portato una comunità di persone a teorizzare il fatto che la Germania, la Repubblica Federale, non esista. La Repubblica Federale è una costruzione sbagliata, inesistente, quindi questi Reichsbürger si costruiscono le loro oasi che loro definiscono al di fuori della Germania federale. Sono andata anche a trovarli, e da questi fenomeni, diciamo, prepolitici passiamo a fenomeni prepolitici un po' più strutturati, come sono queste, io le chiamo le frattocchie di Kubitschek, cioè questi seminari che lui tiene nel suo castello in Sassonia-Anhalt, in cui ripulisce i neonazisti un po' delle teste rapate, degli scarponi, gli mette in mano Alain de Benoist, alcuni teorici della destra conservatrice classica, li ripulisce un pochino, ma i contenuti poi alla fine sono gli stessi. Sono contenuti razzisti, sono contenuti antisemiti, sono contenuti xenofobi, sono contenuti antidemocratici, perché sono tutti movimenti eversivi. Diciamo, questo teorico nel 2015, questo Götz Kubitschek, da fuori comincia a guidare il partito attraverso uno dei leader che poi ha preso totalmente il sopravvento nel partito, che è Björn Höcke, il leader della Turingia. Quindi dal 2015 questo partito comincia a muoversi sempre più a destra, ma ripeto, non è una cosa casuale basata sulla cronaca. La cronaca, le manifestazioni anti-migranti, Pegida, servono a cementare questo ambito prepolitico e in qualche modo a rafforzarne l'influenza sul partito. Il partito poi brucia un capo dopo l'altro e ogni capo se ne va con la stessa motivazione dopo 2 o 3 anni. Dice: questo partito sta diventando troppo radicale. E arriviamo a Alice Weidel, che è l'attuale leader di fatto, sono 2, Tino Kruppal e Alice Weidel, ma di fatto è una sola, è lei che comanda il partito, ma lo comanda dopo aver fatto un patto segreto con Björn Höcke. Voglio ricordare brevemente chi è Björn Höcke, poi chiudo. Björn Höcke viene da una famiglia di cosiddetti Vertriebenen, è una storia, insomma è la storia dei tedeschi che furono sostanzialmente cacciati dopo la sconfitta del nazismo dai territori dell'Est Europa. I suoi nonni venivano da Königsberg e suo nonno era rimasto un proprio irriducibile nazista fino alla morte. Suo padre era abbonato a una rivista che era nazista, che era vietata in Germania, nella Germania federale, e quindi lui se la faceva arrivare dalla Svizzera. Lui cresce in questo ambiente e già a scuola, quando comincia a insegnare a scuola, stiamo parlando della Germania Ovest, Renania-Palatinato, Assia, eccetera, lui già si fa notare perché, per esempio, tira fuori sempre questo trauma di Dresda. Dresda, la grande notte del fuoco, del 13 febbraio, verso la fine della guerra, gli alleati la bombardano a tappeto. Tanti di voi avranno letto Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, un capolavoro assoluto, che faceva il soldato lì e racconta di questa notte di fuoco. Questa notte di fuoco nella destra diventa l'olocausto. Ovviamente un'eresia, perché l'olocausto è un altro. L'olocausto è ovviamente la Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Comunque lui, Höcke, poi diventa un personaggio apparentemente locale, ma molto influente nel partito, che comincia a spostare i confini del dicibile più in là. E questo è un fatto strategico nell'AfD. Siccome in Germania, per fortuna, c'è il penale per chi fa il saluto nazista, c'è il penale per chi usa determinate parole, e anche Höcke è stato condannato 2 volte per aver usato degli slogan dell'SA, allora l'AfD intera e lui in particolare cercano di spostare questi confini dicibili più in là. Per esempio, lui è il famoso autore di una frase orrenda, cioè lui ha definito il monumento alla Shoah di Berlino una vergogna. Lui, Höcke, è quello che ha chiesto una revisione di 180 gradi della storia tedesca, come a dire: noi non dobbiamo più vivere con la colpa del nazismo, no? Quindi
Questi personaggi, poi ce ne sono altri, ma insomma lui è uno dei personaggi principali, sono i registi, gli architetti della svolta sempre più radicale dell'AfD. Ed è notizia di ieri che l'AfD nell'ultimo sondaggio INSA ormai è al 28%, a 5 punti dalla CDU. E su questa percentuale ci fermiamo. Fin qui abbiamo parlato di una storia che forse conosciamo meglio, anzi presumo che sia così in quanto cittadini europei, la conosciamo in quanto cittadini italiani e quindi per quello che ha detto Piero Ignazi sappiamo come leggere le cose che abbiamo sentito, ci sentiamo europei anche quando ascoltiamo Tonia Mastrobuoni e pensiamo alla Germania, anche se probabilmente lo straniamento aumenta, diventa sempre più crescente. E fin qui però forse abbiamo gli strumenti non per capire tutto quanto, comunque cerchiamo di assumerli, no? di trovarli. E adesso col nostro altro ospite, con Omran Shufri, cambiamo non solo latitudine, ma cambiamo proprio anche piano di ragionamento, perché se fin qui abbiamo potuto parlare di partiti che sono dentro o fuori il sistema, come sono cresciuti, come sono arrivati a far parte del sistema, qual è l'impatto a livello nazionale ed europeo. Nel caso di Omran Shufri noi ci spostiamo in Israele, l'oggetto dei suoi studi è la destra, anzi l'estrema destra israeliana, e quindi siamo indotti a fare ragionamenti di tutt'altro tenore, perché parliamo di un'altra situazione, parliamo di una regione, di un equilibrio regionale su cui i partiti, le forze politiche di cui racconterà, su cui hanno un impatto e un'influenza. Io vorrei chiedergli innanzitutto una cosa, è una risposta che lui ha già dato nei suoi studi, e forse la prima cosa che fa è stabilire che cosa è estrema destra e cosa non lo è quando parliamo di Israele. Yeah, thank you very much. I hope you can hear me. The Bene, translators. grazie, Very spero good. che mi sentirete in traduzione. Allora, grazie. Prima di tutto, una prima correzione. Il mio lavoro si è concentrato appunto sull'estrema destra anche in Europa, anche se c'entra sempre più in gioco l'Israele. Parliamo di partiti che si sono sempre stati considerati antisemiti, tradizionalmente. È stato parlato del Front National in Francia, il partito fondato dal padre di Marine Le Pen. È ovviamente un partito con idee molto antisemite, che non l'ha proprio rinnegato l'Olocausto, comunque lo ha molto sminuito e è sempre stato molto ambiguo sul controllo nazista della Francia. In quello che ho studiato nel mio lavoro abbiamo visto un'evoluzione, diciamo, negli ultimi 30-40 anni, dove alcuni di questi partiti di destra, quelli che storicamente associamo all'antisemitismo, sono diventati non solo filo-israeliani, ma anche proprio con voci filo-israeliane in Europa, anche in Italia. Matteo Salvini della Lega, che l'anno scorso ha ricevuto il premio di miglior amico di Israele. Non so nemmeno cosa succeda esattamente, comunque ha avuto questo premio. Lo ha accettato con grande orgoglio questo premio. È andato molte volte in Israele, ha incontrato Netanyahu, parla molto della Cisgiordania occupata, cioè si occupa molto di Israele. Ci sarebbero tanti altri esempi, la FD in Germania e altri partiti. Quindi ci sono partiti appunto che si manifestano come filo israeliani, sono partiti che in Parlamento voteranno risoluzioni molto estremiste, molto dure, che cercano ovviamente di sminuire tutti i movimenti palestinesi, che cercheranno di evitare le sanzioni
e sono partiti che usano i privilegi nei parlamenti per mettere in discussione sempre che i soldi che vengono spesi, ad esempio in Germania, per le organizzazioni palestinesi o a favore della Cisgiordania. Quindi c'è un po' un'alleanza abbastanza logica tra una parte i paesi di destra in Europa, almeno quelli anche moderati di destra, ma l'alleanza con Israele, sempre di più. Quindi per i partiti di destra questo è un modo di segnalare che loro respingono l'antisemitismo e che questo è possibile perché nel discorso, nella narrazione un giorno, uno può comunque comprendere il giudaismo e lo sionismo, quindi possono dire sì, siamo filo-israeliani, però non siamo più antisemiti. E poi per l'estrema destra, per la destra in Israele, per il governo, tutto ciò è importante, questi partiti di destra sono loro alleati, quindi quello che si vede è che l'attuale governo israeliano è contento, diciamo, quando cresce la destra in Europa e meno con la sinistra. Recentemente, ad esempio, 2 elezioni fa in Regno Unito c'era Jeremy Corbyn del Laborista con un altro partito in opposizione che era molto filo-israeliano. Oppure in Francia Mélenchon, ovviamente del partito della sinistra francese, e di nuovo il governo israeliano che ha contrastato fortissimamente queste 2 figure di sinistra. Invece, parlando di Marine Le Pen, il governo israeliano sta molto zitto, non dice molto. Quindi nel contesto attuale c'è una situazione in cui da una parte la maggior parte dei partiti di destra incoraggiano Israele a continuare a fare ciò che sta facendo, quello che ha fatto a Gaza, negano o comunque non denunciano il genocidio, e il governo israeliano vede un alleato sicuro nella destra e nell'estrema destra. L'Ungheria, ad esempio, Orban non ha vinto stavolta le elezioni, però è stato veramente un miglior alleato di Israele nell'Unione Europea e ha continuato a contrastare le risoluzioni europee contro Israele e tutte le politiche portate avanti da Israele. Può aggiungere qualcosa, se ha dei dati, non so se le sue ricerche hanno procurato, ecco, dei dati che suffragano determinate relazioni, in cosa consistono anche fattivamente queste relazioni tra i partiti di destra europea e la destra israeliana, perché noi abbiamo in mente in realtà il discorso che si fa sul rapporto tra l'estrema destra israeliana e invece la destra americana, la destra religiosa e finanziaria. C'è tutto, non è un filone interpretativo, è un filone storiografico che racconta la crescita e il successo dell'estrema destra israeliana legata a un flusso di denaro occulto ma incentivato comunque in Israele, che arriva dagli Stati Uniti, e questa insomma, è una storia che è cominciata molto tempo fa, ma che di fatti ha portato poi alla situazione dei coloni quale è attualmente in Cisgiordania, e ha portato anche questo incorporare Ben Gvir e Smotrich nel governo di Netanyahu. Quindi se quella è più chiara, forse ne sappiamo meno sull'entità delle relazioni tra i partiti europei e la destra israeliana. Ma ci sarebbero alcuni esempi che posso citare, qualcosa adesso vi provo a dire. Mi sembra nel 2014 c'era una risoluzione dell'Europarlamento che aveva votato per vedere se l'Europa dovesse o no riconoscere la Palestina. La maggior parte dei partiti nell'Europarlamento avevano votato a favore della risoluzione e riconoscimento della Palestina. Tra i partiti che hanno votato contro l'Eurocamera erano quasi tutti partiti di destra o estrema destra, rappresentati appunto che hanno votato contro. Ecco un esempio chiaro di come la destra cerca di votare contro risoluzioni dell'Europarlamento, quindi per evitare di essere anti-israeliani. Un altro caso in Danimarca, un voto al Parlamento danese
per vietare certi prodotti in insediamenti illegali in Palestina o in Cisgiordania. Di nuovo 22 hanno votato contro questa risoluzione nel Parlamento danese, tutti appartenevano al partito di destra. E poi di nuovo la Germania, è incredibile come si vede questo partito. In Germania parlano spesso della Kleine Anfrage, dove fanno delle piccole interrogazioni parlamentari, e quando un partito pone una di queste interrogazioni parlamentari, ci deve essere una risposta a questa interrogazione, si è visto che l'AfD utilizzava quello che facevano le ONG a favore dell'Israele, eccetera, prendevano i punti, mettevano questi contenuti in queste piccole interrogazioni per cercare di sminuire i palestinesi e di essere filo israeliani. Vediamo che questi partiti quindi fanno un lavoro nei loro rispettivi parlamenti quasi sempre a favore di Israele. E stranamente ci sono questi partiti, soprattutto accusano i musulmani di non essere leali verso i loro paesi, però poi questi paesi sono anche molto pronti a fare il lavoro al posto di Israele nei loro rispettivi parlamenti nazionali. Ma comunque non si tratta solo di votazioni in Parlamento, interrogazioni, votare pro o contro certe risoluzioni, si tratta anche di cercare di legittimizzare una certa opinione, un certo modo di vedere il mondo. Quindi per molti di questi partiti di destra o estrema destra, il governo israeliano attuale rappresentano una situazione che a loro piace molto, uno Stato militarizzato, uno Stato che è sì democratico sulla carta, però solo per certe cose, una democrazia solo per gli ebrei, per la popolazione ebrea e non per i palestinesi sicuramente. Quindi gli piace molto a questi partiti avere una Costituzione, come nel caso israeliano, dove la cittadinanza è basata sull'etnicità, sui gruppi etnici, un concetto di destra di etnografia, una democrazia etnocentrica che serve un unico gruppo. Questo piace, quindi questi partiti cercano di legittimare, di appoggiare un partito che attua e applica un modo di vedere il mondo, un progetto che è molto vicino alle loro idee, a quello che loro piacerebbe molto in un mondo ideale. Molto chiaro il quadro che ci sta facendo Omran Shufri. Tonia voleva dire qualcosa, l'ho vista reagire. No, volevo solo aggiungere questo, tutto assolutamente perfetto. Volevo dire che l'AfD, come altri partiti, come Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ma l'AfD molto più hanno allo stesso tempo hanno una doppiezza rispetto agli ebrei. Hanno da un lato, per esempio, esattamente quello che dicevi tu, una quasi fanatica adesione, no, e sostegno a Netanyahu, perché naturalmente nutre il sentimento anti-islamico, quindi la xenofobia anti-islamica che ha l'AfD profondamente, quindi serve per alimentare questo razzismo. Dall'altro però ci sono dei miti, un antisemitismo profondo nell'elettorato dell'AfD e nei politici dell'AfD che continua a essere alimentato per esempio dal mito di George Soros. Cioè George Soros, che anche in campagna elettorale è stato usato da Giorgia Meloni, questo finto mito del finanziere che avrebbe inondato di migranti l'Europa, eccetera. Questo alimenta l'antisemitismo. No? E questa è una doppiezza che caratterizza tutti i partiti europei. Uno dei più abili è stato sempre Viktor Orban. Mi ricordo anni fa, quando Netanyahu lo aiutò a fare la campagna elettorale, non so se alle ultime o le penultime elezioni, c'era una parte della comunità ebraica in rivolta, perché ovviamente lui era in piena campagna anti-Soros, lo ha cacciato dall'Ungheria, Soros era un finanziere ungherese ed ebreo, e nello stesso momento Netanyahu appoggiava Orban, quindi mettendo anche in enorme imbarazzo e facendo arrabbiare la comunità ebraica. Piero Ignazzi,
Il quadro di Omran Shofri ci ha fatto vedere delle relazioni, no? Ce l'ha fatte proprio leggere anche plasticamente, relazioni tra azioni politiche, no? che avvengono nei nostri parlamenti, che vengono agite dai partiti di cui stiamo parlando in relazione al modello Israele. Io vorrei tornare ai partiti di destra e di estrema destra in Europa e sempre alla loro evoluzione. Partendo dalla tua analisi che dava questa interpretazione di fondo, no? Sono nati, sono cresciuti, si sono rafforzati, sono entrati nei parlamenti perché hanno intercettato l'opposizione a qualcosa, la stanchezza per qualcosa, l'opposizione a qualcosa. Fondamentalmente era l'opposizione alla modernità, come scrivi, a certi aspetti della modernità da una parte, però d'altro canto poi hanno coltivato un interesse per altri aspetti di questa modernità, se pensiamo al liberismo in economia, a una certa considerazione, no, del lavoro, del mercato, eccetera. Come stanno le cose in questo momento? Perché di cose ne succedono anche tante in poco tempo, sicuramente ne sono successe tante in termini di appartenenza di queste forze, no, a un discorso politico più tradizionale. Come stanno messi adesso? Ecco. Dunque, io sarei più cauto nel dire che hanno sposato il liberismo economico, sarei molto più cauto. Il loro è un discorso invece per molti aspetti welfarista, cioè, come dicevo prima, essendo forze politiche che non hanno mai avuto responsabilità di governo, possono promettere tutto. E infatti promettono agli strati popolari un sistema di welfare estremamente generoso. Questo è un altro degli elementi della forza, perché oltre agli aspetti classici dell'ostilità nei confronti di alcuni gruppi sociali, del timore nei confronti di quello che può venire da gruppi sociali o da un altrove che viene evocato e che in quanto evocato e non spesso cristallizzato crea ansia, cioè l'ansia nelle società contemporanee è un grande vettore oggi del voto per l'estrema destra. Ma quindi non si preoccupano soprattutto, oltre a cercare adesso, come abbiamo visto in Francia, di avere buoni rapporti anche col padronato francese, che serve ovviamente per legittimarsi, però allo stesso tempo, come sappiamo, questi partiti sono i partiti preferiti dalle classi operaie dei vari paesi. Quindi hanno intercettato qualcosa che questi componenti della società chiedevano e che i partiti tradizionali non riuscivano più a dare. Perché al di sotto di tutto, io se dovessi essere molto tranchant, qual è l'origine vera del successo di questi partiti? È l'insoddisfazione, la frustrazione, la rabbia nei confronti dei partiti tradizionali. Cioè c'è un sentimento antipartitico in senso proprio, ma anche in senso lato, nei confronti di tutti i partiti che hanno governato, perché buona parte degli elettori dei partiti di estrema destra si sentono abbandonati, lasciati soli. C'è un bellissimo film recente, Unità 137, Dossier 137, dedicato a un caso di corruzione all'interno della polizia, di violenza all'interno della polizia francese, che poi mette in rilievo qual è il senso di abbandono di alcune componenti della società francese. Voi ci avete abbandonato, l'establishment ci ha abbandonato. Il vero motore per cui voti diversi convergono, interessi diversi, componenti sociali anche abbastanza differenziate, ma che hanno il loro cuore nelle componenti più sottoprivilegiate della società, si stanno rivolgendo all'estrema sinistra,
dipende da questa identificazione con i partiti tradizionali come i nemici e coloro che sono responsabili della loro situazione. E questo senso di essere lasciati da parte, che è stato, la Brexit l'ha messo molto, molto bene in luce, ha un rispecchiamento in geografia elettorale che vale per tutta l'Europa. Vale a dire, questi partiti fanno il pieno dei voti nei centri piccoli e medi. Quando andiamo nelle grandi dimensioni, questi partiti praticamente scompaiono. Alle ultime elezioni per il sindaco di Parigi, il Rassemblement National, che ottiene nazionalmente voti tra il 20-30%, eccetera, ha ottenuto il 2%. Il suo rappresentante ha ottenuto il 2% all'elezione del sindaco di Parigi. E alle elezioni politiche era arrivato al 9% alle ultime elezioni politiche. Quindi perché questi voti sono tutti collocati in determinate aree geografiche? E perché quando sono nelle aree più metropolitane hanno il consenso delle componenti più sottoprivilegiate della società? Perché evidentemente c'è un'incapacità da parte delle elite tradizionali di raccogliere delle domande che invece sono ormai veicolate da altri. Allora il cuore nero dell'Europa non sta tanto in questi, sta tanto nelle incapacità degli altri, nelle incapacità dei partiti tradizionali, nel fatto che sono stati i partiti tradizionali che hanno aperto la strada. Prima ho citato il caso dei neoconservatori, ma questa è una responsabilità di tutto anche dei partiti di sinistra. Non riuscire a capire quello che stava accadendo, pensare di poter governare le cose senza essere più in sintonia con determinate componenti della società, è stato un peccato mortale da parte della sinistra. E questo ha alimentato ovviamente questo elemento nero, anche se io, se dovessi dire che, dicevo che sono un po' pessimista, vedendo come vanno adesso le tendenze, poi ho premesso che queste tendenze possono essere ribaltate dal mattino alla sera, ma vedendo come vanno queste tendenze, io temo che potremmo trovarci nei prossimi anni ad avere un'Europa bruna, con un riferimento che, Tonia, tu conosci meglio di me. Sì. Piero Ignazzi, che cosa offre l'establishment, no, alle persone che si sono lanciate, che hanno aderito a alla novità, no, di una risposta alternativa? In realtà sembra che in questi anni poi tutto contribuisca a far credere che se da una parte questo fenomeno è stato alimentato, è cresciuto, si è tradotto appunto anche in forme, no, della politica, dall'altra la risposta è proprio inversamente proporzionale. Com'è possibile che non sia stata articolata la risposta? E perché ancora ci sembra, perché è così, vediamo che non c'è, continua a non offrire un'alternativa all'establishment. Che cosa offre oggi? Ancora non offre abbastanza, no? Abbiamo due linee di condotta che vanno in direzione opposta, l'una destinata a crescere e a portarci al colore bruno, l'altra che però anche quantitativamente forse è più pesante, più imponente, sì, ma non riesce a rispondere. No, perché l'altra fa parte dell'establishment, perché tutta l'altra parte, conservatori e progressisti, sono individuati dagli altri come l'establishment, come i nemici. Allora tu dovresti rivoltarti come un calzino, cioè non essere più un establishment, cioè abbandonare tante delle politiche che tu hai introdotto, riscoprire delle politiche diverse e offrire qualcosa di nuovo, di diverso. Ci sono stati alcuni tentativi che però non hanno avuto grande successo, ma prendiamo, è stato prima citato Jeremy Corbyn, il leader per caso del partito laburista per alcuni anni, cioè uno che fece fatica a raccogliere le firme per potersi presentare come candidato laburista, e tutti, visto che era un personaggio in Parlamento da una vita, era sempre contro, un bastian contrario, ma non dava mai fastidio a nessuno, perché poi era un personaggio pulito, integro,
adorato dalla sua constituency, dal suo collegio elettorale. Ha detto sì, vabbè, gli diamo una firma, che si candi anche lui, poverino, diamo una... Però alla fine è stato eletto. È stato eletto e ha portato una visione totalmente diversa del Labour Party e l'ha portato di nuovo oltre il 40% nelle elezioni. Ha perso per 2% con i conservatori. Cioè c'è stata un'ondata di consenso. Perché? Perché è una cosa nuova, diversa, totalmente diversa dall'establishment laburista interpretato da Tony Blair. Quindi ci sono possibilità. Ovviamente l'establishment intellettuale, culturale e politico inglese disprezzava totalmente. Poi vogliamo dire qualcosa magari anche un po' provocatorio? Il Movimento 5 Stelle è stata un'altra risposta anti-establishment che ha avuto un suo percorso, che aveva delle debolezze culturali spaventose di classe politica, ma non a caso ha preso più del 30% alle elezioni del 2018, che non si vedeva dagli anni 60, un voto così a un partito. Perché? Perché è una risposta diversa. Poi queste risposte possono anche deperire, ma la strada è quella che i partiti tradizionali o i partiti tradizionali cambiano tutto e hanno la capacità di mettersi in contatto con queste componenti della società e non solo parlare appunto ai simili, alle persone che si incontrano sempre, che si vedono sempre, ma riuscire a parlare con quelli che non vedi, gli invisibili, come dicono alcuni, oppure non c'è molta speranza. Tonia Mastrobuoni, hai nominato i folkish. A proposito della cosa che diceva anche Piero Ignazzi, poi le cose cambiano soprattutto quando siamo lontani dalla metropoli, dalle realtà urbane, e le cose cambiano invece nella realtà piccola, nella realtà locale. I racconti che sono nel tuo libro hanno proprio a che fare con questo, no? Con la nascita di una nuova politica, quella che chiami prepolitica, che in realtà va ben oltre, no? Perché è una prepolitica che arriva a lambire tutto, tutte le cellule, le case, le chiese, le scuole, le istituzioni locali, le associazioni culturali o religiose, e si traduce, acquista proprio potere, arriva alla conquista del potere, quindi siamo molto avanti su quella risposta, la ricerca di risposta alternativa. Sì, allora io ho scoperto questa comunità perché avevo letto un trafiletto su un giornale e mi aveva letteralmente sconvolta. Avevo letto che esisteva un villaggio nel Mecklenburgo-Pomerania, quindi insomma la vecchia Germania Est, quasi vicino al Mar Baltico, vicino a Rostock, in cui c'era una coppia di sinistra, diciamo, i Lohmeier, che resistevano da anni alla colonizzazione völkisch e ormai erano circondati da 38 neonazisti. Cioè loro vivevano, io poi ci sono andata sostanzialmente, in una casetta che era intorno, su una rotonda, che dava su una rotonda. Tutte le altre fattorie che davano su questa rotonda erano abitate da gente völkisch, portata lì da un vecchio funzionario della NPD, che era il vecchio partito neonazista tedesco, poi diventato völkisch. Chi sono questi völkisch e perché vanno a colonizzare le campagne? Perché naturalmente le campagne sono molto sotto il radar dell'attenzione pubblica, perché in particolare nella vecchia Germania Est si sono svuotate, c'è stata un'emorragia dopo la caduta del muro, tantissimi giovani sono andati a ovest, e quindi questi neonazisti, questi völkischen, ora spiegherò cosa sono, hanno cominciato a costruire quello che definiscono i Wehrdörfer, cioè i villaggi bastione, i villaggi della colonizzazione völkisch. E perché Jamel era diventato un caso? Perché a Jamel c'era una coppia di eroi che resiste da 15 anni a questa colonizzazione, naturalmente fanno una vita infernale, ma loro lo fanno perché ci credono e perché loro vogliono continuare a segnalare questo pericolo della colonizzazione bruna, appunto. I Völkischen sono un movimento che affonda le radici addirittura alla fine dell'Ottocento, quando una parte dei tedeschi in qualche modo
un lato si sente insoddisfatta dell'unità burocratica, loro la intendono così, di Bismarck, no? Il grande genio, il grande cancelliere che unisce la Germania a tutti questi statarelli super litigiosi nel 1970. Loro invece hanno un'idea che affonda le radici nell'idea di Fichte, del grande filosofo dell'idealismo, che però, per esempio, detesta l'illuminismo. E in qualche modo sono già i Völkischen, sono vari movimenti alla fine dell'Ottocento, sono espressione di questo fiume carsico che riemerge ogni tanto nella cultura tedesca, che è antimodernista, anti-industrialista, che si oppone a un certo tipo appunto, di modernizzazione, che identifica in quegli anni con l'ebreo, e quindi si rifugia nella natura, perché tanti movimenti völkisch sono legati anche al neoromanticismo di quegli anni. Il romanticismo è per eccellenza un movimento culturale tedesco. Alla fine dell'Ottocento nasce questo neoromanticismo con l'idea del contadino come ideale tedesco, cioè dell'uomo che è in armonia con la natura, si fonde con la natura e preserva la zolla. Come sapete, una delle radici del nazismo è il concetto di sangue e zolla, no? Quindi un essere tedeschi dal punto di vista etnico, esclusivo, quindi contro gli ebrei. All'epoca appunto nascono le leggi, le teorie delle razze, quindi anche contro qualsiasi altra cosa che non sia l'essere tedeschi. Poi l'aberrazione sarà il socialdarwinismo ovviamente hitleriano. E come dicevo prima, appunto, Hitler tenta poi a un certo punto di assorbire tutti questi movimenti, ma questi movimenti, quello che ho scoperto io, non solo sono rinati negli anni 90, dopo la caduta del muro, ma quando io sono andata in Bassa Sassonia a fare altri 2 reportage in questi anni, la Bassa Sassonia è Germania Ovest, però sono anche, diciamo, in questa piana di Luneburgo ci sono le campagne dove Adolf Eichmann si è potuto nascondere per 4 anni prima di andare in Sud America, dopo il 1945 è vissuto lì indisturbato, e come tanti altri nazisti che si nascosero lì. E lì ci sono per esempio delle famiglie che da 4 generazioni sono ininterrottamente nazionalsocialiste. Non c'è stata mai una rottura democratica. E loro adesso fanno parte anche loro di questo movimento völkisch, ma i völkischen ormai si declinano anche in altri movimenti. Per esempio si fondono con un movimento che viene dalla Russia, che si chiama il movimento di Anastasia. Si fondono con per esempio i fautori della nuova medicina germanica, pericolosissima, che è una medicina che nasce anche in opposizione agli ebrei, perché è una medicina che detesta la medicina tradizionale, perché la medicina allopatica per i nazisti era una diavoleria degli ebrei. Quindi ci sono tutti questi movimenti molto variegati, che hanno trovato anche un momento di grande convergenza con i Reichsbürger, con i complottisti, con quelli del New Reset, che è un altro tipo di teoria cospirazionale, e negli anni del Covid. E insomma, quindi questi Völkischen perché sono pericolosi? Perché appunto popolano le campagne e perché non si vedono finché come dire, non sono perciò io ho chiamato il libro La peste, no? Perché Camus nella peste dice la peste non si capisce che qualcuno si ammala finché non c'è la diagnosi, finché non ci sono i primi sintomi molto evidenti. E così è con i Völkischen e con molti movimenti della nuova destra tedesca. Sono persone come me e te, come noi, che si vestono magari in maniera un po' tradizionale, nel caso dei Völkischen, che fanno 5-10 figli, perché anche la conquista è anche demografica, arrivano nei villaggi, in questi villaggi del Mecklenburgo, della Sassonia-Anhalt, ormai ovunque, della Renania-Palatinato, di tutta la Germania, e arrivano con l'atteggiamento del buon vicino, di quello che rileva per esempio la vecchia fattoria dismessa del contadino che è morto, della famiglia che è andata a ovest o che comunque se n'è andata, dell'anziano che è morto, e
non solo rimettono a posto tante cose per la comunità e le mettono a disposizione della comunità, ma è il classico vicino di campo che ti presta l'attrezzo per arare, no? Che ti va a prendere i figli a scuola quando tu non puoi, eccetera. E con questo, diciamo, atteggiamento molto insidioso si insinuano in queste comunità rurali, in questi villaggi, ormai anche in città di media grandezza, e poi cominciano a spargere il loro veleno, che è sempre un veleno che riguarda l'idea di una Germania etnica, di un tedesco etnico, non a caso che da lì c'è da anni la discussione sulla remigrazione, e che disprezza qualsiasi diversità, qualsiasi cosa che non sia conforme appunto a quest'idea etnica dell'essere tedeschi. E una cosa che loro stanno aggredendo, e chiudo, per esempio, che è molto pericolosa, io lo descrivo anche un paio di esempi nel mio libro, loro stanno entrando nell'associazionismo tedesco. È un pilastro della cultura tedesca. La società tedesca è basata sui cosiddetti Vereine, sulle associazioni, c'è quella del bowling, c'è quella della caccia, ci sono i pompieri, i volontari, sono milioni e milioni di persone che a livello locale sono in queste associazioni. Ebbene, la AfD, che è lo sbocco politico dei Völkischen, attenzione, e i Völkischen e questi movimenti prendono di mira anzitutto questo associazionismo, si insinuano lì, e c'è una storia bruttissima che io racconto appunto dell'ex presidente dell'associazione dei pompieri tedesca, volontari, non mi ricordo se sono 4-5 milioni di membri, insomma è una cosa gigantesca, si è dimesso perché aveva lanciato l'allarme su queste infiltrazioni dell'estrema destra nell'associazionismo e tra i pompieri, e avevano cominciato a minacciarlo di morte, telefonate anonime, minacce esplicite. Nella stazione del paesino dove lui viveva, questo villaggetto, a un certo punto è comparsa la scritta Naziland, come a dire è il nostro territorio nazista, e il giorno che lui si è ritrovato una testa di volpe mozzata davanti alla porta di casa ha deciso che era il momento di andarsene. E allora questa è proprio la costruzione di un'altra storia dal basso, mi sembra una frase fatta, ma è proprio una costruzione cellulare di una nuova storia, di un altro paese. In realtà adesso non ti chiedo dei dati quantitativi, ma da come racconti queste cose siamo portati a immaginare la diffusione, no? del fenomeno e a come può caratterizzare una realtà sempre più ampia. Vorrei tornare a Omran Shufri, facciamo dei passaggi anche rapidi da un fotogramma all'altro, ma in realtà stiamo, credo, raccontando comunque un unico grande film. Il suo studio, come diceva, riguarda certamente i rapporti tra la destra israeliana e i partiti di destra europei. Io credo che tutti coloro che sono presenti si aspettino qualcosa di specifico sulla destra che in questo momento è parte del governo guidato da Netanyahu, e credo che sia una legittima aspettativa quella di capire qual è la sua percezione, la sua analisi sul peso relativo che hanno queste forze, che hanno avuto per l'affermazione di Netanyahu e continuano ad avere nella gestione della politica di questo governo. Yeah, it's a good question. Sì, allora, ottima domanda. Allora, è una cosa che si è andata costruendo nel tempo, ben inteso, però è anche un argomento molto molto interessante. L'Europa potrebbe imparare magari una lezione negativa. Uno va a vedere l'Israele degli anni 60, veniva visto, giustamente o malamente, un po' come la patria della democrazia sociale, i socialdemocratici, i movimenti laburisti di tutta l'Europa che andavano lì in Israele per vedere il loro sistema, lavorare nei kibbutz. C'era molto di collettivo, di comune, di fare insieme, di solidarietà.
e sembrava fosse uno Stato socialista, progressista, sicuramente democratico nel Medio Oriente. Le cose adesso sono cambiate, c'è stata la guerra nel 67, l'occupazione di Gaza e della Cisgiordania, quindi è cambiato completamente un paese che invece era considerato nei suoi primi anni, e questo veniva percepito, progressista o comunque socialdemocratico, diciamo. Nel tempo le cose sono cambiate, è diventato sempre più uno Stato autoritario, molto più di destra e fino all'estrema destra, e spesso quando chiedono ai giovani israeliani politicamente come ti identifichi, la stragrande maggioranza dice sono di destra o di estrema destra, quasi tutti. Quindi basta guardare a quello che sta succedendo a Gaza. Il sostegno popolare per la guerra a Gaza è stato straordinario, praticamente tutti d'accordo con il governo. Il problema non era infatti tanto che morivano i palestinesi, ma era che morivano i soldati israeliani. Quindi si vede uno Stato, un paese che è diventato sempre più di destra, e persone come Netanyahu e i suoi ministri al governo si stanno cercando di capire dove si sta collocando il paese adesso. Io non vedo segni che le cose possano cambiare, che il paese possa tornare indietro, diventare più liberale o più progressista, ahimè. Ed è anche interessante vedere che se uno va a leggere la Costituzione del paese, uno vede la legge fondamentale varata tantissimi anni fa. Prima di tutto allora hanno tolto l'arabo come lingua ufficiale, sapendo che moltissimi cittadini sono palestinesi israeliani. L'arabo è stato tolto da questa nuova legge fondamentale e è stato messo nero su bianco che solo gli ebrei possono essere cittadini di Israele. Allora avere uno Stato che si è spostato sempre più a destra, che ha una Costituzione che in breve non ha nulla a che vedere con idee progressiste o di sinistra, ahimè. Quindi francamente non intravedo luce. Come si sta comportando lo Stato di Israele, soprattutto contro i palestinesi, la guerra a Gaza, l'occupazione della Cisgiordania, però e anche gli nuovi attacchi contro il Libano e la partecipazione alla guerra contro l'Iran e anche le nuove mire espansionistiche per andare ad occupare parti della Siria, cercare di spostare i confini sempre più a nord verso il Libano, allargarsi, estendersi, quindi vedo un futuro abbastanza oscuro e sinistro per ciò che riguarda Israele e i suoi politici. A proposito di democrazia israeliana, di novità, è recente la nuova normativa che riguarda la pena di morte, no? E che di fatti è una legge che colpisce direttamente ed esclusivamente i cittadini palestinesi. Omran Shrufi ha fatto riferimento a la prima versione, no, di Israele, mi verrebbe da dire, quella che ci fa pensare alla matrice socialista, a Ben Gurion, a tutta una fase di governo laburista, e forse la storia di questa destra comincia proprio dalla crisi di quei modelli, no? Ancora una volta Piero Ignaziella è qualcosa che entra in crisi, c'è una crisi economica, entra in crisi quel sistema di welfare messo su, entra in crisi anche lì una società e una cultura con l'ondata migratoria soprattutto di carattere arabo proveniente da paesi arabi che chiaramente ha cambiato le proporzioni, ha cambiato anche il senso di protagonismo da parte degli ebrei. Insomma, sappiamo che la storia è complessa fino ad arrivare appunto a degli estremisti che erano estremisti anche per Netanyahu e che adesso sono all'interno del governo e decidono le sorti a questo punto non solo del governo israeliano ma dell'equilibrio nella regione, dei conflitti nella regione, e vorrei arrivare a questo nella parte finale. Ecco, abbiamo pochi minuti, poi vi dico subito un po' di tempo anche per le vostre domande. Proviamo ad elevare questa discussione e a portarla su un piano internazionale alla luce di tutto quello che sta accadendo.
A Piero Ignazi vorrei fare una domanda che riguarda l'atteggiamento dei vari partiti di destra, estrema destra in Europa rispetto a delle posizioni più o meno classiche, no? Essere alleati di chi, in che modo, essere più o meno atlantisti, più o meno vicini agli Stati Uniti, oppure no. Ecco, da questo punto di vista anche lì la storia ha messo fretta a tutti. E che cosa è accaduto e qual è l'equilibrio attuale, qual è il quadro attuale. Naturalmente noi per primi, cioè l'Italia, insomma, a proposito di atlantismo, è protagonista di una certa storia. Ma così come veniva detto prima, i partiti di estrema destra si sono allineati con Israele sulla base sia dell'anti-islamismo, dell'anti contro il mondo islamico, ma anche con un'idea di Stato guerriero, quindi con questa immagine di uno Stato in armi, che non ha problema appunto a usare la forza quando è necessario. Questo è un altro elemento che ha coagulato delle simpatie da parte di quel mondo nei confronti di Israele. Per il resto abbiamo ovviamente un atlantismo nel momento in cui abbiamo un presidente come Trump. Non abbiamo avuto un atlantismo quando il presidente era Barack Obama. Quando il presidente era Barack Obama non c'era molta simpatia per l'America da parte di questi partiti, tutt'altro. Nel momento in cui è venuto un altro personaggio come Donald Trump, le cose sono cambiate, quindi c'è stato un avvicinamento nei confronti dell'America. E poi c'è un atteggiamento ambiguo nei confronti della Russia. E questo è il grande atteggiamento ambiguo. Che è un atteggiamento ambiguo che si spiega, che potrebbe tornare ancora agli anni 30, su questa famosa immagine che un esponente del fascismo francese, di quello che insomma, francesi, quando si parla di fascismo francese, si irritano un po' per certe parti, ma insomma quello che comunque era un grande ammiratore della Germania nazista aveva descritto con queste magnifiche bandiere che i nazisti esponevano nelle loro dunate, dove si coniugava il rosso e il nero. Quindi quest'idea rossa e nera, vale a dire di un insieme di totalitarismi che poteva essere quello dominante di tutto il globo, che era una delle fantasie, delle prospettive, delle fantasie che allora sono. Quindi questo sottofondo bruno che va ovviamente sul nero hitleriano si vorrebbe coniugare con un rosso ormai da altri tempi, ma sostanzialmente ancora identificativo del mondo russo, per saldare qualcosa che sia contro che cosa? Contro gli ideali dell'Europa, ideali come dicevano i illuministi, e gli ideali di una costruzione europea che è fatta sui diritti, su delle carte, una carta dei diritti, come la carta appunto di Copenaghen, una carta dei diritti molto, molto chiara, molto forte, e che mette queste posizioni chiaramente ai margini. E torniamo alla giornata di oggi, 9 maggio, dichiarazione Schuman, ha uno spirito che sentiamo comunque molto evanescente in questi termini. Io mi fermerei per dare spazio alle vostre domande, con la pretesa però poi di infilarmi qua e là se è il caso. Allora, ecco qua. Sì, buonasera, io sono Bisignano, Gerardo Bisignano. Vista l'occasione di avere qui la giornalista Tonia Tornabuoni, ma anche gli interlocutori, alcuni anni fa mi è capitato di leggere su alcune riviste anche internazionali che una delle ragioni per cui c'è stata questa espansione così con progressione geometrica dell'AfD, soprattutto nella Germania, della ex Germania democratica, è dovuta al fatto che quando ci fu l'unificazione, diciamo, i politici, ma anche quelli successivi, i politici tedeschi, assicurarono un importante piano di investimenti da realizzare nella Germania dell'Est,
per far sì che, diciamo, la Germania dell'Est, che era in condizioni estremamente precarie, potesse arrivare a una... Ecco, mi sembrava di capire che una delle ragioni, appunto, potesse essere... Peraltro mi viene da pensare a una cosa strana, visto che la Merkel viene, diciamo, dalla Germania dell'Est, però sembra che guardando le infrastrutture, diciamo anche gli investimenti fatti nella Germania dell'Est sono stati molto carenti rispetto alle prospettive iniziali e che quindi questo in qualche modo abbia generato un'onda nera che poi progressivamente si è estesa. Ecco, questa è la mia domanda. Grazie. Allora, io penso che in realtà i numeri ci abbiano illusi in quello, perché i numeri sono sempre stati strabilianti, cioè in Germania Est sono stati riversati migliaia di miliardi per ricostruire le città, i paesi, i villaggi, questo c'è stato, e tant'è vero quando uno guarda le statistiche, i meri numeri, l'allineamento delle pensioni che aveva avuto soprattutto quel genio di Helmut Kohl, perché aveva capito che altrimenti sarebbero andati tutti via dalla Germania Est, perché c'erano gli economisti furbi che dicevano no, niente allineamento Marco 1-1, niente allineamento, invece lui ha fatto quello e insomma, ha evitato forse un'emorragia totale, la gente votava con i piedi, come disse allora il ministro dell'interno Schäuble. Quello che è mancato, tra le tante cose, perché quella è ancora una ferita, molto, molto, molto aperta, non rimarginata dopo 35 anni. Quello che è mancato è che, primo, tanti tedeschi dell'Est si sono sentiti umiliati. Ecco, quello è il punto. Cioè i sassoni, prima della prima guerra mondiale, la Sassonia era una delle regioni più ricche del mondo. Lenin andò a inaugurare la famosa fabbrica tessile fatta di quasi solo operai e donne a Lipsia. Dopo la Sassonia poi finì appunto nella Germania comunista e poi i sassoni si sentirono dire che i loro diplomi e le loro lauree non valevano più nulla nella Germania unificata, no? Tante biografie spezzate, questo è un motivo, diciamo, questo è uno delle... E questa rabbia naturalmente si trasmette di padre in figlio. Quando tu hai avuto tuo padre che ha perso il lavoro, la dignità, la carriera e ha dovuto ricominciare da capo, è un trauma anche per te, no? È una rabbia che tu erediti. Ma soprattutto io quando ho cominciato a girare tanto per le campagne e parlavo con i sindaci, anche quelli progressisti della Linke ti dicevano negli anni 90 noi, sono arrivati i soldi per la ricostruzione, ma a livello di conti pubblici noi siamo stati addirittura più rigoristi di quelli dell'Ovest. Cioè pensate che per esempio il famoso freno al debito in Sassonia è quello più rigido di tutta la Germania. Il freno al debito è praticamente il divieto di fare debito, in parole povere. Quindi loro dicono, noi abbiamo applicato a noi stessi un'austerità micidiale, per cui io sindaco di, non so, paesino X, dovevo spiegare alla mia elettrice perché doveva andare 30 km più in là per accompagnare il figlio a scuola perché dovevo chiudere la scuola, 100 km più in là per andare in ospedale perché il paesino vicino ha chiuso l'ospedale. Cioè noi abbiamo applicato l'austerità anzitutto a noi stessi, no? Sui conti pubblici durante tutti gli anni 90, 2000 eccetera, e poi, questo ripeto quello che mi dicevano i sindaci, arrivano i profughi e i soldi ci sono. E guardate, questa cosa qua non mi è arrivata da AfD, io parlo da 13 anni, da sempre con l'AfD, ho intervistato tutti i capi, tutti ti dicono queste scemenze e queste teorie sui migranti totalmente astruse, ma quando tu vai nei villaggi e parli con un sindaco della Linke che dice guarda è un po' un problema, nel senso che adesso io dovrei aprire qua questo centro profughi fino a ieri non avevo i soldi per fare, non so, per appunto mantenere aperta il centro culturale tal dei tali, oggi devo spiegare ai miei cittadini che arrivano 100 profughi e i soldi ci sono. Ecco, non sottovalutiamo anche questi aspetti qua, no? Cioè noi siamo ovviamente solidali e la solidarietà è importante, però dove si va, dove si esercita questa solidarietà? Quanto sono stati aiutati questi sindaci? E chiudo dicendo, i sindaci in Germania sono il vero avamposto democratico, sono l'ultimo argine contro queste destre.
E per me tanti che ho incontrato sono quasi dei partigiani, cioè gente che resiste in aree molto avvelenate. C'è tanto eroismo in Germania in questo momento nella società civile. In questo agghiacciante scenario che ci avete un po' raccontato, mi chiedevo se c'è uno spiraglio, volevo chiedere al professore in particolare, ma insomma a chi vuole rispondere, se in questo, se può chiamarsi fenomeno questo ritorno alla partecipazione dei giovani e se questo può in qualche modo rappresentare uno spiraglio di una novità, di un cambiamento e se eventualmente può esserlo, se è un fenomeno solo italiano o anche insomma, europeo. Dunque, un fenomeno italiano, prevalentemente italiano. In secondo luogo, dove sono i giovani? Nel senso, nel 70, al censimento del 71, per ogni persona che aveva più di 65 anni, c'erano 4 persone sotto i 25. Adesso per ogni persona che ha più di 65 anni c'è una persona sotto i 65. Allora, i giovani devono fare massa critica, l'hanno fatta in molti periodi della storia, ovviamente, soprattutto perché una volta si moriva molto prima. Adesso non fanno più massa critica perché la loro massa è ridotta. Quindi non credo che bisogna aspettare molto che loro facciano qualcosa come è stato fatto decenni e decenni fa. Non è più possibile che ci sia una mobilitazione tale da modificare tanto l'assetto. Allo stesso tempo però certamente sono un motore sempre vivace. L'abbiamo visto, come appunto sottolineava lei, qui in Italia con le manifestazioni pro-PAL, in cui i giovani sono stati in effetti un additivo molto importante. Buon pomeriggio. Una domanda per Amran Shrufi. La maggioranza del popolo israeliano quanto è consapevole della disumanità di quanto è stato fatto a Gaza? Yeah, I mean, I think they probably have quite good. Allora, io credo che probabilmente hanno capito le atrocità che sono successe. Prendiamo la Cisgiordania prima di tutto e non dimenticate che in Israele la coscrizione è obbligatoria, quasi tutti fanno una parte della vita nell'esercito, pochissimi non fanno il servizio militare, quasi tutti ci vanno, quindi nella parte una parte della vita è trascorsa nell'esercito. In Cisgiordania conoscono i checkpoints, conoscono quello che avviene negli insediamenti e vedono di prima vista cosa vuol dire l'occupazione. Fanno il loro servizio militare a Gaza, avranno visto questi video atroci, avranno visto quello che... li avete visti questi video? I soldati israeliani travestiti da donne palestinesi che ridevano dei cadaveri dei palestinesi, mettendo graffiti sui corpi, eccetera. C'è una violenza che è molto pervasiva e molto presente in Israele, quindi non si può dire che gli israeliani non sappiano cosa sta succedendo, lo sanno benissimo, molte volte proprio da vicino con i propri occhi, quindi c'è una piccolissima sinistra antibellica in Israele, molto molto piccola, tra l'altro stanno vivendo un periodo difficilissimo perché non riescono a fare pratica niente, vedono purtroppo un paese in guerra con tutte le atrocità, però la realtà della guerra è una cosa molto ben presente nella quotidianità di tutti, non la vedono solo sulla stampa, ma quando fanno il servizio militare la vedono con i propri occhi, ecco, quindi direi che lo sanno fin troppo bene. Piero Ignasi voleva aggiungere qualcosa? Una posizione un po' diversa per quello che so, per i contatti che ho, eccetera. Nel senso che l'opinione pubblica, quando anche vede quelle rare volte che passa in televisione, rarissime volte in cui passa televisione delle immagini su Gaza, di solito passano quelle invece dei soldati vittoriosi, dell'avanzata dei carri armati, eccetera, quelle sono le immagini della televisione, quando passano quelle altre, i sondaggi di opinione dicono che non ci credono, che non è così.
abbiamo visto delle immagini di aperitivi fatte su un'altura e di persone che guardavano le operazioni militari a Gaza, che andavano a divertirsi evidentemente a guardare quello che succede. Purtroppo l'imbarbarimento della società israeliana è veramente drammatico. Allo stesso tempo esistono delle forti sacche di resistenza. Abbiamo visto tante volte la gente che manifestava di fronte al Parlamento, di fronte alla sede del governo, che si stendevano per strada. Cioè c'è ancora una società civile molto molto vibrante. C'è un quotidiano che si chiama Haaretz, che è il quotidiano della sinistra liberale, che dice delle cose che se venissero scritte qui sarebbero immediatamente considerate antisemiti e portati subito in tribunale. Vi sfido veramente a leggere andare sul sito, di leggere, c'è solo una notizia, poi bisogna abbonarsi, ma le notizie che porta, per esempio, proprio l'altro giorno, l'esercito portava la notizia che i comandanti dell'esercito israeliano hanno detto che le reazioni dei militari in Cisgiordania le reazioni dei militari nei confronti degli atti di violenza che avvengono in Cisgiordania devono essere differenti se questi atti di violenza vengono fatti dai israeliani, dai coloni o dai palestinesi. Cioè, così come la pena di morte va fatta solo per i palestinesi e non per gli israeliani. Siamo a questo. Quindi da un lato c'è molta incredulità per quello che succede. Si dice che non è vero, che è propaganda, eccetera, eccetera. Del resto basta vedere cosa hanno fatto con la flottiglia. Cioè, è disperante la situazione in Israele, a mio avviso. Omran voleva aggiungere qualcosa? Yeah, just a small point. Sì, ancora una piccola cosa. Grazie per aver completato il quadro. Comunque, anche in Germania hanno pubblicato su Gaza una cosa che sarebbe ritenuta antisemitica in Germania, ovviamente, antisemita. Ma al contempo, quello che è interessante nel caso Israele, si parlava di quest'idea dell'estrema destra. Se uno cerca di sviluppare un ideale di ciò che è normale, si vede che in Israele la sinistra è molto indebolita, pesantemente indebolita come forza politica, che ormai direi non esiste più. Nella Knesset hanno praticamente ormai 0 seggi o pochissimi, quindi si vede che queste cose non sono pianificate, e i partiti, gli attori politici, la società civile possono spostare quello che viene ritenuto ormai la normalità. È facile farlo ormai. Quindi in Israele l'idea è che si occupa la Palestina, si fa la guerra contro quelli di Gaza o altri paesi vicini, tutto ciò è ritenuto normale, è ritenuto la norma e la normalità. Quindi le persone non sono più scioccate, non se ne rendono conto perché è diventata la loro quotidianità, la banalità del quotidiano. Quindi ciò che è accettato come normale, quello che viene ritenuto ormai banale, è proprio questo. E in Europa dobbiamo anche stare attenti a questo, al fatto che attenzione ad abituarsi a ciò che viene ritenuto normale. C'è un dibattito su questo, anche la remigrazione, che poi è un eufemismo per deportare le persone, alcuni lo cominciano a considerare assolutamente normale, quindi attenzione, alle volte bisogna fermarsi un attimo a riflettere per non accettare l'orrore. Ci sono situazioni dove anche idee come l'apartheid ci mettono un attimo a reinfiltrarsi e diventare normali in tanti posti del mondo. La nuova banalità del male, se posso chiudere. Esatto, oltre che quella del quotidiano. Grazie ad Omran Shufri, volevo solo dire a proposito di spazi, no, che sono stati erosi, cosa potrebbe fare, se c'è, quanto è grande, che margini ha una sinistra israeliana. In realtà, se noi, a proposito di storia che corre e cambia le cose, se noi andiamo indietro a prima del 7 ottobre, noi abbiamo raccontato un Israele per mesi in cui ogni settimana manifestazioni anche oceaniche, e non è azzardato l'aggettivo, hanno caratterizzato le piazze della capitale. Quindi
quello era un altro paese, c'era un'altra società civile che protestava contro la riforma giudiziaria che voleva Netanyahu e che gli avrebbe permesso una serie di raggiungere una serie di obiettivi politici più o meno personali. Quindi è chiaro che se cambiano le condizioni, e nel caso di Israele, nel caso di Israele dopo il 7 ottobre evidentemente le coordinate cambiano, i pesi cambiano e cambia tutto. Tonia, prego. No, se posso dire, siccome l'abbiamo accennato più volte, diciamo, i fascismi, i totalitarismi, queste derive autocratiche, peraltro in quelle piazze spesso il cartello che si vedeva è "non siamo la Polonia", perché la Polonia in quel che momento stava era un riformando il regime. sistema giudiziario, certo. Ma che questi siano il sonno della ragione e che in qualche modo la normalizzazione dell'orrore, ma anche lo spostamento appunto dei confini del dicibile più in là, sia quella la cosa contro cui bisogna resistere, lo dimostra un aneddoto stupendo che è in un famoso libro di Sándor Márai, che è un grande scrittore ungherese, che scrive appunto degli anni tremendi per un intellettuale dopo l'Anschluss, no? E dopo l'espansione del nazismo e di Hitler in Europa. Lui era ungherese e lui a un certo punto racconta che in questa Ungheria occupata dai nazisti ovviamente tutto stava mostruosamente cambiando, e dice che a un certo punto a un nano di un circo famoso venne vietato di fare il nano perché gli ebrei non possono essere nani. Ecco, questo per ricordarci, è un aneddoto apparentemente divertente, ma che il fascismo, gli autoritarismi sono anzitutto il sonno della ragione, e contro questo sonno bisogna in qualche modo opporsi giorno dopo giorno, perché la battaglia di queste destre è quotidiana ed è anzitutto, come insegnava un grande linguista come Viktor Klemperer, che ha decifrato il linguaggio nazista per anni, è anzitutto linguistica, anzitutto verbale, anzitutto nella retorica. Ci sta l'applauso a queste parole che sono piuttosto conclusive. Non so se ci sono ancora mani alzate. Scusate, c'è ancora una domanda dal fondo qua. Ecco, sì, prego, prego. Grazie. Approfitto del fatto che si è tornato a parlare di Israele per fare riferimento giusto a una domanda che è stata fatta nell'incontro sui genocidi più o meno di questa mattina alle 3:30 in realtà, ed è stato chiesto dal pubblico se c'è un'opposizione a tutto quello che sta accadendo in Israele, in particolare dal 7 ottobre in poi. Diciamo è stato risposto in parte perché si è fatto riferimento alla società civile che è scesa in piazza sia contro la guerra che contro, ad esempio, nelle associazioni dei familiari degli ostaggi, che contro alcune scelte si sono opposti. Però diciamo che appunto si parla oltre a Selem e alle associazioni israeliane dei diritti umani della società civile, e quindi è un'opposizione non forse propriamente politica, un po' come Haaretz, che sono semplicemente giornalisti. Per chi volesse però sentire le loro parole, anche se solo in forma digitale, l'unità pubblica gli articoli tradotti. Quindi sì, effettivamente dov'è l'opposizione politica ci si potrebbe chiedere, dato che anche ben prima del 7 ottobre c'è stata una risposta civile dei cittadini. Riguardo alla destra, cioè più che alla destra, forse al problema della Germania Est, ci tenevo a dire che diciamo risulta un po' comunque strano il fatto che
ok, approfitto del lapsus forse che è stato fatto sull'inaugurazione a Lipsia di una fabbrica di sole donne fatta da Lenin, che però non potendo essere vivo probabilmente si faceva riferimento a Stalin. No, era Lenin. Era Lenin. Lenin a Lipsia, Sì. prima del 1900... Ah, allora è interessante, andrò a controllare questa cosa, ho dimostrato la mia ignoranza, scusate. Meno male che ti è stato dato qualche input utile. Sì, diciamo che mi risulta un po' strana questa cosa, però, cioè, per la storia che conosciamo, però sì, probabilmente è possibile, dato che in effetti uno dei principali partiti comunisti prima, durante e poco dopo la seconda guerra mondiale in Europa era... Scusa, posso fare il mio lavoro sporco, che è quello di interrompere le persone mentre parlano, a volte. Sì, va benissimo. A volte. No, solo perché non ti voglio usare una scortesia, una sgarba, è solo perché alla prima parte delle cose che hai detto in realtà era stata già data una risposta, e quindi Sì, spero che tu ritenga esauriente il tutto. Quindi spero che tu ti ritenga soddisfatto, va bene? Sì, della prima parte assolutamente. Nella seconda concludo velocemente. Mi ha fatto... Però allora, velocemente vuol dire che se fai una domanda a uno dei nostri ospiti, una domanda a cui non hanno ancora risposto. Alla giornalista, diciamo, volevo sottoporre lo spunto del fatto di chiedersi, ma non è che c'è stata volutamente scaricata sulla Germania sovietica la responsabilità per quello che è successo in quei territori prima e dopo, nel senso che il figlio che vede negate tutte le possibilità al padre, è strano che inizi a votare in funzione, se vogliamo, anticomunista, perché non è stato quel paese che non gli ha dato le possibilità, ma è stato l'altro paese non comunista che gliel'ha tolta, ad esempio. Dai, vai Tonia, allora c'è anche Omran che vuole rispondere, vai Tonia. No, Stalin non credo che abbia mai messo piede a Lipsia, anche perché quando c'era Stalin c'era Hitler e dopo... Comunque, la domanda non è affatto peregrina, nel senso che dopo brevemente la caduta del muro di Berlino, in Germania Est i due partiti più forti, da allora emersi più forti, sono la Linke, che prima si chiama PDS, prima ancora si chiamava Partito Comunista, appunto Partito Socialista della DDR, che quindi era un ex partito comunista, e poi l'AfD. I partiti tradizionali hanno governato per un po' alcuni land, la CDU, la Sassonia, appunto, la SPD ha governato fino a poco tempo fa, governa ancora il Meclemburgo, ma questa ribellione dei figli o anche dei loro genitori contro si è espressa sempre nel continuare a votare un partito che era considerato nel resto della Germania o nella Germania Ovest fuori dall'arco costituzionale, cioè i post-comunisti. Cioè la Linke e la PDS aveva percentuali irrisorie in Germania Ovest e invece ha governato intere regioni a est dopo la caduta del muro. Quindi loro, come dire, in questa testardaggine nel continuare a votare gli ex comunisti, cioè quelli che in parte erano stati nella Stasi, uno dei come si dice, sì, più atroci, più pervasivi della vecchia cortina di ferro, e poi quando è emerso questo partito AfD, hanno cominciato a votare AfD come se dicessero: quelli sono i nostri partiti, la Linke e l'AfD, e continueremo a votarli. C'è anche una questione quasi, secondo me, di orgoglio autoctono. Non so se ho risposto alla tua domanda, spero di sì. Omran, prego. Yeah, but very quickly, I mean, as you know, today is Europe Day, and talking about how people have responded to... Rapidamente, come le persone hanno risposto alla guerra a Gaza, eccetera, dobbiamo avere uno sguardo critico anche su come le elite europee hanno risposto al genocidio di Gaza. E purtroppo, soprattutto la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, è stata molto schierata con Israele. E poi l'Unione Europea su che cosa è basata? È basata sull'idea che quello che è accaduto con la Shoah non debba mai più accadere, e che
il genocidio non dovrebbe mai succedere, quindi è molto deludente, scioccante vedere che la reazione non ci sia stata. Ancora più di quello che ha fatto Israele nella maggior parte dei paesi europei e alla Commissione, con la straordinaria eccezione di Sanchez in Spagna e pochi altri, l'Unione Europea tutta a livello di leadership è stata completamente, mi vergogno a dirlo, ma è stata, non trovo le parole, acritica, poco critica di quello, non hanno alzato la voce su niente. Il genocidio che è successo e nessuno ha detto nulla. Io ringrazio Omran Shufri per aver detto qualcosa che ci riguarda tutti, appunto riguarda direttamente l'Unione Europea. Ringrazio Omran Shufri, Tonia Mastrobuoni e Piero Ignazzi, e le parole con cui ci lasciano e che ci consegnano non sono proprio, cioè l'Europa che imbrunisce a cui ha fatto riferimento Piero Ignazzi, però ecco, forse ci possiamo anche lasciare sui sindaci resistenti di cui parlava Tonia Mastrobuoni prima. Grazie a tutti loro, grazie a voi per essere stati qui. Grazie, sì.